Buongiorno e benvenuti per questa nuova puntata di Sette in Punto, la nostra trasmissione di attualità che si occupa oggi di questioni artistiche. Prolunghiamo un po' la festa della musica andando a presentare la stagione lirica in arena, ma iniziamo la puntata con un bellissimo libro, L'amante alchimista di Isabella Della Spina, che è un nom de plume che nasconde in realtà i nomi della nostra graditissima ospite Sonia Raul e Daniela Ceselli. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno e buongiorno a tutti. Sonia Raul Tatò, perché è conosciuta anche appunto per il marito Franco Tatò, che è stato un grande amministratore di tante aziende italiane, ma è conosciuta soprattutto per quello che ha fatto come donna, come produttrice in tante trasmissioni televisive, nel lavoro a favore dell'arte, dove adesso abita, ma anche un po', diciamo così, come amore e passione. E anche per aver prodotto molte pellicole cinematografiche, ma insomma le prese con questo secondo lavoro letterario. Come nasce questo libro che parla della storia italiana, dei medici in particolare, e delle donne del nostro paese? Parla soprattutto delle donne che sono vissute nel Rinascimento, che è stato un periodo straordinario per l'Italia, perché in quel periodo l'Italia ha brillato nell'universo dell'Europa. Abbiamo prodotto delle opere architettoniche straordinarie, dei capolavori artistici, ma soprattutto in questo periodo sono vissute delle donne veramente grandi, perché in questo periodo le donne hanno avuto il privilegio di ricevere la stessa educazione degli uomini e quindi in qualche modo se la potevano vedere un po' ad armi pari. Fino a un certo punto però, perché il potere delle donne non è mai stato gradito. Questo libro parla di Isabella d'Este e di una storia molto controversa del nostro paese. Diciamo che le donne hanno avuto l'opportunità di vivere questo periodo fortunato, ma che è durato molto poco, perché usciamo dal Medioevo, dove Dio è al centro del mondo. Nel Rinascimento non è più Dio al centro del mondo, ma è la donna, è l'uomo, volevo dire l'uomo insieme alla donna, e quindi le donne sono anche loro protagoniste. Purtroppo arrivano a comandare eserciti come Caterina Sforza, ad essere abilissime politiche come Isabella d'Este, a reggere dei regni. Dicevo, purtroppo è un periodo che dura poco, perché con la riforma e la controriforma la donna torna ad essere nel cono d'ombra dell'uomo. E per cui molto facilmente, come nel caso della protagonista di questo libro, da grande studiosa il passo per diventare strega è molto breve. Ecco, infatti il titolo della puntata, La mia vita da strega, si concentra proprio su questo passaggio, appunto, quando la donna arriva al potere, arriva alla conoscenza e al sapere, prima di tutto, che è considerata la prima fonte di potere in quell'epoca, viene in qualche modo ridotta al silenzio e in un certo senso violata nel tentativo di carpirne i segreti. Ma la protagonista del libro è un personaggio di fantasia che fa un po' da fil rouge tra tutte le corti italiane e le donne che hanno vissuto in questo periodo. È un personaggio assolutamente moderno e contemporaneo, perché è una donna che rimane orfana molto giovane, è figlia di un grande astrologo e appassionata a tutte le arti esoteriche. È una persona caparbia, cocciuta, e decide di diventare una studiosa, approfondisce tutte le conoscenze nell'ambito delle arti esoteriche e diventa talmente dotta da essere rispettata anche nei grandi studi, nelle università, così come nei cenacoli fiorentini. E questo appunto, questa sua arma, questa sua conoscenza la trasforma però in un certo momento in un obiettivo, e siamo all'epoca in cui la parola strega
faceva paura, significava essere sottoposti a un percorso molto duro. Beh, a un certo punto fu scritto alla fine del 400 un testo che si chiamava Malleus Maleficarum da due frati domenicani e purtroppo questo testo fu consegnato nelle mani di tutti gli inquisitori e così da lì inizia la caccia alle streghe. Quindi le donne di potere, le donne regine delle loro corti, purtroppo hanno avuto un periodo felice ma molto breve. Pensate che l'ultima strega è stata bruciata in Polonia all'inizio dell'Ottocento. È stata fatta una vera e propria strage, di cui forse si è sempre parlato molto poco, troppo poco. Ecco, anche l'amante, questa parola l'amante racconta proprio di una storia d'amore tormentata con Pico della Mirandola. Ma, come dicevo prima, Margherita è una figura molto moderna e molto contemporanea. Si innamora di Pico della Mirandola, che è un altro personaggio straordinario, anche lui votato allo studio, votato alla conoscenza. Anche lui è orfano, non devono nulla a nessuno e decidono di vivere il loro amore al di là di qualsiasi convenzione. È un amore libero, sono due persone che non cercano il matrimonio, amano entrambe lo studio, la ricerca della conoscenza e vivono il loro amore all'insegna della libertà. Nel corso della narrazione si amano, si perdono, si ritrovano. Alla fine Margherita riesce anche miracolosamente a salvarlo. Allora, io ho visto che molti hanno letto in questa sua passione per questa storia, che appunto un po' affonda le radici nella storia del nostro paese, un po' nella fantasia, hanno letto qualcosa anche di lei, della sua vita e della sua storia d'amore, proprio con Franco Tatò, che è stata comunque molto contrastata per la differenza di età, per il fatto appunto che comunque lui aveva un'altra vita, anche lei. C'è qualcosa di suo? Sicuramente quando ho incontrato mio marito e il padre di mia figlia Carolina è stato per entrambi un colpo di fulmine, un po' come lo è stato per Margherita e Pico della Mirandola, quando assolutamente per caso si incontrano in quel palazzo meraviglioso che si trova a Ferrara, che è Palazzo Schifanoia. È un colpo di fulmine e poi si perdono e poi come per magia si ritrovano. Margherita si traveste, lui deve tenere una lezione allo studio di Ferrara, Margherita si traveste da maschio, partecipa a questa lezione e poi alla fine si ritrovano. È stato un caso fortuito anche il vostro incontro, una serie di incroci veramente giocati proprio sul caso. È stato un incontro assolutamente fortuito perché ci siamo conosciuti addirittura una sera a Monsulmano Terme. Quindi un posto lontano dove entrambi andavamo per la prima volta e dove poi non siamo nemmeno mai più tornati. Ed è stato difficile, appunto, lo diciamo con leggerezza così, però insomma effettivamente non è stato semplice perché anche proprio per il periodo del nostro paese che era un po' diverso forse, no? Parliamo effettivamente di un po' di anni fa, però io penso che quando un rapporto è molto solido e lo è fin dall'inizio è veramente inattaccabile. Adesso voi appunto avete una figlia, una famiglia diciamo più convenzionale sostanzialmente, però quello che mi piace di voi è che entrambi avete una grande personalità, un grande ruolo, anche quasi una gelosia nel gestire la propria vita, la propria capacità di imprendere, insomma. Beh, diciamo che il nostro è sicuramente un rapporto molto dialettico, ogni tanto Non andate d'accordo su niente? No, molto vivace, dove ci sono spesso delle discussioni. Sì, conosco l'argomento, anche nella mia famiglia spesso ci sono delle discussioni. E infatti ogni tanto la nostra figlia dice, insomma, voi due, basta. Insomma, si dice il sale della vita, no? La discussione, se fossimo tutti d'accordo probabilmente la cosa non funzionerebbe. Come mai l'urgenza di scrivere dopo aver fatto tante cose, anche in televisione, al cinema?
Ma io ho sempre amato la scrittura perché è un momento di raccoglimento, è un momento in cui ti trovi solo con te stesso. E ogni tanto devo dire che serve un punto di concentrazione. Sento questa necessità. E poi mi sono veramente innamorata della storia di queste donne, che come dicevamo prima sono delle donne straordinarie, ma vorrei raccontare una cosa che è successa. In quel periodo le persone si scrivevano lettere un po' come noi ci telefoniamo oggi. Per cui c'era un carteggio veramente importante che si sono scambiate queste signore, che purtroppo con la riforma e la controriforma sono uscite dagli archivi ufficiali, per cui queste figure femminili sono un po' scomparse, sono diventate dei fantasmi ed è solo recentemente, grazie a pazienti studi, che sono stati ritrovati gran parte di questi carteggi. Questi carteggi che sono stati custoditi privatamente, quindi? Sono usciti dagli archivi ufficiali, erano sparsi un po' ovunque, per cui grazie a paziente lavoro di tanti storici sono ritornati a far rivivere queste figure femminili. Di Beatrice d'Este, che poi è diventata la moglie di Ludovico il Moro, quindi signora del Ducato di Milano, fino a una decina d'anni fa si conoscevano 10 lettere, oggi ne conosciamo ben 400. Caterina Sforza ha scritto, è stata una grande studiosa di erbe, di medicina, ha scritto un ricettario con ben 600 ricette che è stato ritrovato non moltissimo tempo fa. Una sapienza su cui c'è molto da indagare, quindi si apre per lei anche un momento di studio. Per cui non solo sono state bruciate le streghe, ma anche di queste figure femminili che hanno rivestito dei ruoli importantissimi si è cercato in qualche modo di nasconderle per sempre, anche quel tipo di sapere che oggi forse ritorna un pochino, un po' pericolosamente, perché vediamo che nel mondo della medicina sta succedendo un po' di tutto, la rete, internet, le fonti di notizie sono così, però invece c'è una grande volontà di riscoprire queste sapienze del passato, da cui forse possiamo ricavare anche noi qualche cosa, qualche soluzione nuova. No, ma poi soprattutto da queste donne io penso che abbiamo molto da imparare, perché sono donne che hanno veramente lottato, hanno lottato per conquistare il loro spazio, per conquistare la loro libertà. Quando i mariti andavano a combattere erano loro a tenere le redini del regno. Quando Papa Borgia si allontana da Roma per andare a combattere i Colonna nei terreni di Pagliano, dà le chiavi del Sacro Palazzo a sua figlia Lucrezia, e Lucrezia diventa la signora del Sacro Palazzo. Oggi le donne e il potere che rapporto hanno, secondo lei? Che insomma è sempre vissuta tra persone potenti del nostro paese, anche la famiglia Agnelli. Io penso che oggi le donne abbiano ancora dei grossi problemi. Per una donna è veramente difficile farsi spazio tra gli uomini, perché veramente ci sono ancora tanti muri da battere. Pensate che la ricchezza delle donne nel mondo rappresenta l'1% della ricchezza totale. Questo già da solo dice molto, però bisogna mettere in campo molte armi, un po' come ha fatto appunto la protagonista del libro, per riuscire a ricavarsi appunto uno spazio all'interno di questo mondo così complicato, armi che passano proprio dalla competenza, dalla conoscenza, dalla volontà. Certo, infatti per quello dicevo che questo personaggio di fantasia è un personaggio molto, molto contemporaneo, ma un po' come lo sono poi tutte queste donne, perché sono veramente riuscite. Sai, all'epoca i matrimoni erano, come tutti ben sappiamo, erano matrimoni combinati, ma erano un po' dei matrimoni d'affari, perché la famiglia cercava di scegliere il miglior pretendente
per proteggere il suo Stato e per fare il bene di questo Stato. Per cui le donne avevano veramente un ruolo importante. Sicuramente il primo era quello di assicurare la discendenza, ma poi era anche quello, per esempio, di creare delle corti, di fare belli i loro stati, di invitare gli artisti, di invitare gli architetti. È un po' quello che fa lei nella sua vita praticamente, magari. Cercare con il restauro di rendere belle le cose del passato, collezionare arte, cioè la bellezza anche oggi può essere una via di fuga per questo paese che decisamente sembra in una fase molto... No, diciamo che è un paese assolutamente straordinario e lo è diventato soprattutto per quello che è stato fatto nel Rinascimento, perché mentre gli altri paesi erano concentrati a farsi Stato, noi avevamo il Papa, i papi che non avevano nessuna intenzione di avere un'Italia unita. Era molto più comodo un'Italia divisa in tanti staterelli, perché così era molto più facile, come dire, imporsi. Per cui noi ci siamo concentrati nel costruire questo paese meraviglioso che oggi è l'Italia e che tutto il mondo ci invidia. Pensate, Ferrara è tutt'oggi quella che fu creata, quella che fu voluta da Ercole e Eleonora d'Este. Peccato che abbiamo un patrimonio che dovrebbe essere, nel PIL dell'Italia dovrebbe essere al primo posto ciò che deriva da tutto questo, queste meraviglie che abbiamo. Purtroppo non è così, non ne siamo consapevoli e anzi molto spesso veramente le trattiamo male. È un paese che vive anche un conflitto con la ricchezza, con il mondo dell'imprenditoria, con il mondo del lusso, insomma, invece un po' forse serve? Beh, sicuramente sì, voglio dire, le grandi aziende di moda che hanno esportato il lusso in tutto il mondo sono diventate delle grandissime imprese. Purtroppo anche i grandi restauri, i grandi mecenati ancora oggi esistono, però esistono solo in certi ambiti. Credo che non sia difficile intraprendere anche un'opera di restauro. Ma guarda, esemplare quello, per esempio, il lavoro che hanno fatto Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, perché hanno costruito, sono tantissimi anni da tantissimi anni sono grandi collezionisti e adesso hanno regalato alla città di Milano un museo assolutamente straordinario, che è veramente un punto di incontro di tantissime discipline. Ecco, lei è difficile fare un'intervista perché talmente sono ampi gli ambiti in cui opera che è difficile concentrarsi su un unico aspetto. Una cosa molto bella che riguarda appunto la grande passione per la produzione cinematografica e il sostegno al cinema, diciamo così, colto anche un po' del nostro paese, in un momento in cui noi siamo famosi per la commedia e si fa presto a fare probabilmente successo con quello. Questo è un ambito in cui ha scelto una strada un po' più difficile, ecco. Premesso che non mi occupo più di produzione, anche se ho avuto il privilegio di fare delle cose molto interessanti, di distribuire dei film molto belli che sono stati più volte premiati. Ma purtroppo anche in questo abbiamo in parte fallito, perché avevamo veramente un grandissimo cinema e ormai il cinema italiano è veramente diventato molto povero. Nonostante, alcuni esempi straordinari, sì, come per esempio Sorrentino, che ha conquistato una platea mondiale, di cui dobbiamo essere veramente orgogliosi, ma purtroppo di registi come lui ce ne dovrebbero veramente essere tanti altri. Invece della televisione cosa pensa? Sta cambiando pelle di fronte a delle sfide belle importanti, insomma? Beh, quello che è successo è molto curioso, perché in un momento in cui si pensava che la televisione fosse morta, sono nate le serie televisive americane e la televisione, mentre si pensava che il cinema mangiasse la televisione adesso si sta mangiando il cinema. Basti pensare al fenomeno di Netflix, certo, e a tutte le serie televisive che tutti noi quando iniziamo a guardare diventano una droga. Esatto, diventano una droga e ne facciamo indigestione. Ne facciamo indigestione.
Va bene, io auguro un grande in bocca al lupo a Sonia Raule in questa nuova avventura. Questo libro, L'amante alchimista, racconta la storia d'Italia attraverso il volto di donne che hanno lottato e che appunto hanno lasciato il segno nel nostro paese, a cavallo tra la fantasia e la storia, abbiamo detto. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie Alessandra. E noi continuiamo la puntata con la lirica in arena. Abbiamo il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona e anche altri ospiti, cantanti. Insomma, sarà una puntata scoppiettante che un po' prolunga la festa della musica. Tra poco.